Incidente nel pomeriggio, un'autovettura ha imboccato contromano lo svincolo di Valmaura schiantandosi frontalmente a Cattinara il conducente della macchina centrata. Innovazione, sviluppo e bullismo, il ministro Valditara indica i temi del G7 istruzione a Trieste e Lignano, giovani coinvolti nella versione Young. Passeggiava per Gorizia con la droga nascosta nello zaino e ne aveva anche in casa pronta per lo spaccio, la polizia arresta un italiano 34enne. Sempre più probabile la mancata riapertura del ferroviario per questa stagione balneare, i lavori di ricostruzione dopo le mareggiate partiranno i primi di giugno e dureranno 2 mesi. In regione il superbonus ha interessato il 4,5% delle unità abitative, il più basso del nord-est ma più alto della media nazionale 4,1%. CGIA di Mestre fortemente critica in merito al provvedimento. Domani giornata clou del raduno dei Fanti, le rive saranno chiuse in pratica per tutta la mattina, in programma anche una kermesse di vespisti. Dopo aver battuto Forlì per la terza volta, la pallacanestro Trieste conquista la finale per salire in A1, la soddisfazione della proprietà e del coach nella doppietta. Stasera alle 21:05 la differita della gara. Telespettatori di Tele4, buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che si apre con la cronaca. C'è stato un brutto incidente, un frontale questo pomeriggio sulla superstrada lungo lo svincolo di Valmaura. Un'auto ha imboccato la strada contromano, gravi lesioni per un 60enne ricoverato a Cattinara. Brutto incidente frontale questo pomeriggio in sopraelevata a Valmaura. Un'auto targata Pordenone con 3 uomini a bordo ha preso lo svincolo in contromano andando a schiantarsi contro un'altra vettura che procedeva regolarmente. Il conducente di quest'ultima ha avuto la peggio. Si tratta di un 60enne che ora si trova ricoverato a Cattinara per un trauma toraco-addominale. Una tragedia sfiorata, poteva andare molto peggio. L'incidente è avvenuto alle 16. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e automedica, oltre che la polizia locale per i rilievi e per la chiusura della strada. I pompieri hanno liberato dalle lamiere dell'auto il malcapitato che ha subito l'incidente. L'uomo è stato stabilizzato e caricato in barella, poi la corsa verso l'ospedale di Cattinara. Nessun ricovero invece per i 3 pordenonesi, tutti sulla cinquantina, che hanno rifiutato le cure mediche. La strada è rimasta chiusa per più di 2 ore per permettere i rilievi dell'incidente. Purtroppo non è la prima volta che l'ingresso in superstrada da Valmaura trae in inganno non soltanto gli automobilisti che provengono da fuori Trieste. Presentata la 3 giorni del G7 Trieste-Lignano, appuntamento fortemente voluto dal Presidente della Regione Fedriga, il Ministro Valditara. Tracciamo la mappa della scuola del futuro, spazio anche a temi come bullismo e cyberbullismo. Valorizzare sempre di più la persona dello studente, valorizzare i suoi talenti, le sue abilità, renderlo protagonista. Un G7 istruzione che ha come obiettivo di fornire soluzioni concrete per aiutare il sistema scolastico. Appuntamento a Trieste e Lignano dal 27 al 29 giugno. Oltre ai rappresentanti delle istituzioni educative normalmente coinvolte come UNESCO e OCSE, ci sarà anche un rappresentante dell'Unione degli Stati Africani, organizzazione che ha dedicato il 2024 all'istruzione. Un G7 ricco, stimolante e innovativo, ha sottolineato il ministro Valditara. Parleremo della riforma dell'istruzione tecnico-professionale, parleremo di intelligenza artificiale, parleremo di STEM, cioè di materie scientifiche, il docente tutor, il docente orientatore per facilitare proprio la valorizzazione della personalità di ogni e dei talenti di ogni giovane e indirizzare al meglio le proprie scelte future. Ma una delle novità assolute sarà il G7 Young a Lignano. Porteremo i risultati del dibattito di questo G7 a Lignano fra i giovani in modo che anche loro possano dare un contributo. Partirà proprio nei prossimi giorni un avviso alle scuole per chiedere chi vorrà partecipare, quali giovani vorranno partecipare. Non solo innovazione, spazio anche a temi come il bullismo nelle scuole. Dobbiamo anche rendere la scuola un ambiente sereno dove venga bandita ogni violenza, ogni prepotenza, dove viga la cultura del rispetto e quindi la lotta al bullismo, oltre che al cyberbullismo, è una delle priorità che noi abbiamo messo fra i punti di discussione con gli altri ministri dei paesi del G7. Il G7 a Trieste è un appuntamento che è stato reso possibile anche grazie all'intervento diretto del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga.
penso che sia molto importante perché il G7 Istruzione rappresenta uno dei fulcri del G7, cioè il tema formativo è la grande sfida del futuro. Devo dire più magari di quello legato al mondo produttivo ed altro, perché il capitale umano sarà la grande sfida del futuro per i paesi avanzati. Quanto siamo in grado di formare e dare opportunità ai giovani, tanto sarà il tasso di crescita che avranno i nostri paesi. Quindi il G7 Istruzione è un G7 economico prima di tutto, sul futuro economico, il futuro di sviluppo dei grandi paesi del mondo. Sorpreso con la droga nello zaino, poi il blitz della polizia nella casa dello spacciatore, dove è stato rinvenuto altro stupefacente, il materiale per confezionarlo. L'uomo, un 34enne italiano, è stato arrestato. Andiamo a Gorizia. Arrestato a Gorizia un 34enne italiano per detenzione di droga a fini di spaccio. L'operazione della polizia è avvenuta in pieno centro cittadino lo scorso 6 maggio. Gli agenti della squadra volante, della squadra mobile e della questura hanno notato una persona con atteggiamento sospetto percorrere a piedi Corso Italia. Il sospettato è stato fermato dagli operatori. L'uomo si è mostrato subito evasivo e agitato, tanto che i poliziotti hanno deciso di avviare la perquisizione. E infatti all'interno di alcune buste per tabacco riposte dentro lo zaino che il 34enne teneva in spalla c'erano 20 grammi di hashish e 635 euro in contanti. Dopo il ritrovamento la perquisizione è scattata anche a casa del sospettato. Nel suo appartamento gli agenti hanno trovato altri 166 grammi di hashish, un bilancino di precisione per pesare la droga e 6 grinder per macinare la marijuana, nonché 1360 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. Il 34enne è stato arrestato e la droga sequestrata. I lavori di ricostruzione del bagno ferroviario partiranno ai primi di giugno e dureranno una 60 di giorni. L'apertura dello stabilimento per questa stagione si fa sempre più lontana, anche se la parte dedicata al canottaggio potrà tornare a funzionare. Da quello che sappiamo ufficiosamente da parte dell'autorità portuale, l'autorità portuale ci ha garantito che a fine mese, massimo i primi 2 giorni di giugno, avrebbero iniziato i lavori che dovrebbero protrarsi per 60 giorni, per una parte dei lavori, non per tutto. Il presidente del dopolavoro ferroviario Claudio Vianello con queste tempistiche alla mano non è affatto ottimista in merito alla riapertura del bagno ferroviario. L'eventualità di dover aspettare i primi di agosto perché lo stabilimento possa riaccogliere i frequentatori rende di fatto economicamente problematico il futuro del ferroviario per questa stagione balneare. Vianello da tempo aveva sottolineato tali criticità nei colloqui con i giornalisti. Oggi, senza usare toni apocalittici, le ha in qualche modo rese pubbliche attraverso una conferenza stampa durante la quale ha sottolineato i ritardi degli interventi di ricostruzione necessari dopo le mareggiate di metà autunno. La macchina probabilmente si è inceppata a un certo punto e siamo arrivati praticamente a fine febbraio, inizio marzo, con l'impossibilità di iniziare ancora i lavori. Non tutto è perduto, ha tenuto a precisare, una zona dello stabilimento si può già recuperare per intero. Noi pensiamo di riaprire la zona del canottaggio perché i 35-40 soci che sono iscritti alla sezione canottaggio dovrebbero essere quelli che per primi, dopo che abbiamo sgomberato i sassi eccetera, abbiamo anche rimesso la porta alla canottiera grazie al contributo di un nostro socio. Di fatto, chiude Vianello, lo stato dell'arte resta drammatico. Lo stato dell'arte al momento è che grazie all'autorità portuale che ha incaricato la PTS, la Porto Trieste Servizi, almeno le pietre, i massi sono stati accantonati in un solo punto dello stabilimento e quindi questo ci permette di entrare e uscire senza più inciampare. Nel corso della conferenza stampa la situazione del ferroviario è stata analizzata anche dal punto di vista burocratico ed amministrativo. Non è escluso, fra l'altro, che la struttura, stante l'anno di realizzazione, possa essere posta sotto tutela dalla soprintendenza, con tutto quello che ciò comporterebbe di positivo e di negativo per quel che riguarda l'effettuazione di alcuni lavori, ma è troppo presto per parlarne. Per quanto riguarda il raduno dei Fanti a Trieste, oggi è stata una giornata piuttosto istituzionale. Domani sarà la giornata clou dell'appuntamento. Per l'occasione le rive saranno chiuse fino alle 14:30, come ha ricordato l'ispettore Schillani della Polizia Locale, collegato stamani durante il TG delle 13:20. Sulle parole dell'ispettore Schillani, le immagini realizzate questo pomeriggio dell'allestimento degli ultimi preparativi in Piazza Unità.
domani. Ribadisco che le rive saranno chiuse dalle ore 6 alle ore 14:30. Questa chiusura verrà da via Mercato Vecchio fino a via Milano, quindi un tratto più largo del solito. Naturalmente sono già stati posti divieti che entreranno in vigore alle ore 6 di domani mattina, e quindi dovremo sgomberare i veicoli, quindi fare attenzione ai divieti che sono già stati posti e entreranno in vigore, ribadisco, domani. Domani invece avremo contestualmente anche un raduno di vespe qui in città, non sto a elencare tutte le vie, dovrebbero partire dagli Gici da Park Boveto e percorrere alcune vie della città e poi recarsi sull'altipiano. Saremo anche qui, accompagneremo i veicoli dando loro ausilio viabilistico. Portiamo in Europa gli interessi dei piccoli, dal contadino che valorizza i prodotti del territorio alle esigenze di tutta la comunità. Così Franca Padovan, candidata alle europee con Slovenska Skupnost, che corre alle elezioni assieme al partito Südtiroler Volkspartei. Io che ho un'esperienza amministrativa di più di 30 anni, prima come consigliera in San Freno del Collio, poi assessore, adesso attualmente sindaco uscente, devo dire che ho sempre portato le nostre peculiarità e le nostre esigenze proprio principali sono la cultura, la lingua e mantenere le tradizioni popolari, che sono quelle che ci uniscono, e questo ci ha fatto anche in tutti questi anni capire che la minoranza, come siamo noi, siamo molto importanti. Diciamo che anche la nostra regione è anche autonoma, anche perché c'è la presenza delle minoranze, tra le quali la nostra, la slovena. Dunque penso che abbiamo anche noi una storia che bisogna valorizzarla. Siamo, diciamo, una ricchezza, un abbellimento di tutta la nostra regione, e bisogna stare attenti e darne cura. Quali sono le urgenze del suo territorio? Le leggi che si fanno devono partire dal territorio, questa è la cosa più importante. Questo mi sono anche molto, essendo sindaco, ho imparato che bisogna ascoltare il più piccolo, il contadino. E così quando ero al congresso a Merano per il partito Südtirol Volkspartei è stata detta una frase, che bisogna ascoltare il territorio, il contadino, di quello che ha bisogno, perché la terra ci produce il cibo, e se non diamo importanza a queste cose non abbiamo capito nulla. Cioè bisogna capire cosa il territorio chiede. La consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Serena Pellegrino, ha riflettuto a Sveglia Trieste sulla mobilità regionale, lanciando una proposta per disincentivare l'utilizzo delle automobili. La città di Roma ha le sue metropolitane e tutti sposti in pochissimi minuti da una parte all'altra della città. Poi vabbè, Roma ha la sua peculiarità, che dove scavi trovi il mondo, quindi abbiamo una metropolitana ferma ormai non so neanche da quanti anni, però un territorio, faccio l'esempio anche del Carso o dell'Interland di Udine. Se noi mettiamo nel centro del cuore di Udine e facciamo un raggio come Roma, noi abbiamo inglobato una quantità di paesi che, anziché portare le automobili dentro il centro della città, ogni 10 minuti passano 2 vagoni, anche senza conducente, perché ormai abbiamo automotive assolutamente avanzata. E noi potremmo veramente, non dico lasciare a casa le automobili, ma fare quella intermodalità che i miei professori negli anni 90 mi insegnarono, dove tu prendi la tua bicicletta da casa, arrivi in stazione, monti con la tua bicicletta sul treno. Questo l'abbiamo fatto, tant'è vero che gli austriaci arrivano con la loro bicicletta, montano sul trenino e se ne tornano a casa con la bicicletta. Ecco, questa è stata un'operazione fatta bene, solo che non può fermarsi lì, deve proseguire. C'è un'informativa del Comune di Trieste, una notizia di pubblica utilità. Sta circolando in queste ore sul web e sui social media una finta campagna di comunicazione che promuove la possibilità di viaggiare gratuitamente sugli autobus di TPL FVG in regione. Si tratta di una truffa. Occorre stare molto attenti a non cliccare sul link che compare in calce ai post.
Fidatevi, fa mente locale il Comune, unicamente dei canali ufficiali della Regione, di TPL, delle aziende consorziate e delle amministrazioni comunali. La truffa è già all'attenzione del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia. Ci fermiamo per la pubblicità, abbiamo ancora parecchi servizi da farvi vedere e anche c'è una importante pagina dedicata al basket, per cui rimanete con noi. Rientriamo in studio, crescono i redditi medi in Friuli Venezia Giulia, ma le dichiarazioni presentate dalle donne sono inferiori di oltre 10.000 euro rispetto a quelle degli uomini, è quanto emerge da un'indagine dell'IRES. In media le donne presentano un reddito complessivo pari a 19.324 euro contro i 29.586 degli uomini, quindi il 34,7% in meno. Pur costituendo il 49% dei contribuenti del Friuli Venezia Giulia, le donne sono appena il 26% fra i più ricchi, quelli che superano cioè i 40.000 euro. Un divario, osserva IRES, si registra anche sulla base dell'età. La fascia 45-64 anni registra il reddito medio complessivo più elevato, circa 29.000 euro, superiore a quello degli over 65, inferiore a 24.000 euro, e dei 25-44 anni, poco più di 21.000 euro. Secondo l'indagine, oltre 142.000 contribuenti del Friuli Venezia Giulia sono nati all'estero e dichiarano in media 17.753 euro, 8.000 in meno rispetto a quelli nati in Italia. Le donne nel 2023 hanno dichiarato mediamente 14.054 euro. Gli uomini guadagnano in media 776 euro in più delle donne nate in Italia e 10.229 euro in meno rispetto ai maschi nati in Italia. Emerge inoltre, come sottolinea ancora IRES, il contributo maggiore all'imposta netta IRPEF da parte delle persone nate all'estero, un record pari all'8,8% del totale contro una media nazionale del 5,8%. E secondo i dati resi noti dall'Ufficio Studi della CGIA di Mestre, nella nostra regione il ricorso al superbonus edilizio ha interessato il 4,5% delle unità abitative. Il documento dell'Ufficio Studi è fortemente critico nei confronti del provvedimento. In Friuli Venezia Giulia il ricorso al superbonus ha interessato il 4,5% delle unità abitative presenti in regione. Tra tutte le regioni del nord-est la percentuale riconducibile all'area territoriale più a est del paese è la più bassa. Il dato medio in Italia si è posizionato attorno al 4,1%. Se in Friuli Venezia Giulia l'investimento medio ha raggiunto i 212.494 euro, solo il Veneto con 194.896 euro, la Sardegna e la Toscana, rispettivamente con 187.413 e 182.930 euro, hanno registrato importi inferiori. La media nazionale si è attestata su 247.531 euro. Gli oneri complessivi a carico dello Stato per le detrazioni maturate in Friuli Venezia Giulia hanno toccato i 2 miliardi e 900 milioni di euro, pari al 2,4% della spesa totale. I dati sono stati resi noti dall'Ufficio Studi della CGIA di Mestre, che ha espresso forti critiche in merito al superbonus sin dalla sua introduzione, luglio 2020, e che continua a sottolinearle in una nota fortemente critica. A livello nazionale il super ecobonus 110% è costato alle casse pubbliche 122 miliardi e 600 milioni di euro di detrazioni fiscali. Se lo Stato, sottolinea la CGIA di Mestre, avesse investito queste risorse pari a oltre 6 punti di PIL per realizzare alloggi pubblici ad un costo ipotetico di 100.000 euro cada uno, si potrebbe contare su 1.200.000 nuove unità abitative. In linea puramente teorica, avremmo potuto demolire tutte le 800.000 case popolari presenti in Italia, molte delle quali versano in condizioni fatiscenti, e ricostruirle con tecniche innovative e con classi di efficienza energetica elevate. Disporremmo inoltre di 400.000 alloggi pubblici in più di quanto se ne continua adesso. Investendo tutte queste risorse nel social housing, sottolinea ancora il documento della CGIA di Mestre, avremmo in massima parte risolto l'emergenza abitativa che colpisce in particolare le fasce sociali più deboli del nostro paese, corrispondenti, secondo il Censis, a 3,5 milioni di persone.
Aumentare il fondo amianto e il CRUA diventi riferimento regionale sono alcune delle richieste emerse durante l'illustrazione della mozione delle opposizioni in Consiglio regionale, accolta in forma bipartisan. L'urgenza è quella di convocare quanto prima il tavolo con la società partecipata pubblica della cantieristica navale e con le associazioni delle vittime dell'amianto, previsto dalla mozione votata all'unanimità e che deve avere come regia quella direttamente del Presidente Fedriga, al quale noi diamo tutto il supporto possibile. Aumentare i soldi del fondo per le vittime di amianto, promuovere un tavolo di concertazione tra Regione Friuli Venezia Giulia, Fincantieri e associazioni e proporre al governo una revisione delle norme sull'amianto. I consiglieri regionali di Partito Democratico e Patto per l'Autonomia, rispettivamente Diego Moretti ed Enrico Bullian, hanno prodotto queste richieste con una mozione che è stata sottoscritta da quasi tutto il Consiglio regionale. Ma non finisce qui, i consiglieri di opposizione hanno un altro obiettivo. Dall'assessore del CADI finalmente, dopo anni di proposta andata a voto, c'è l'impegno ad ampliare il ruolo regionale del CRUA all'interno di un'organizzazione ben definita, quindi il Centro Regionale Unico Amianto, all'interno di una definizione organizzativa ben definita di livello regionale, cosa sulla quale finora c'era stato l'assoluto silenzio da parte della Giunta regionale. In questo senso, per la legge di assestamento di luglio puntiamo a istituire un fondo di rotazione che possa essere utile per le società di gestione del servizio idrico integrato a sostituire appunto quelle che sono le tubazioni rivestite d'amianto, diciamo attraverso lo strumento di un fondo di rotazione regionale che possa aiutare questo tipo di investimenti. L'obiettivo massimo in questa fase è quello di implementare il fondo vittime amianto, accogliere il maggior numero di vittime, che ora non è, come dire, non tende all'universalità, e implementare il valore economico delle prestazioni che il fondo eroga. Questa è la prima questione. La seconda questione, che poi sono contenute nel documento, nella mozione del Consiglio regionale, è quella di pensare al modo più puntuale e più efficace alla ricerca, ovvero finanziare la ricerca. Allora, questa sera alle 21.05 andrà in onda la differita della gara di pallacanestro, con la quale la Pallacanestro Trieste ha battuto Unieuro Forlì per la terza gara, per la terza volta di fila, fra l'altro, chiudendo la serie sul 3-0 e conquistando la finale promozione. Assieme a Marco Stabile riviviamo allora i momenti salienti della partita. Cinture allacciate, è tutto pronto per questa gara 3 che potrebbe già decidere la serie fra Trieste e Forlì. Vildera che torna a sostenerlo nel suo lavoro nell'andare, canestro, Eli Brooks, 2-0 Trieste. Ancora Ruzier con 8 secondi, deve inventare in velocità, va da Candussi, post basso contro Pollone, canestro, fallo, tiro libero supplementare. Pollone vuol giocarsi l'1 contro 1 con Brooks, poi va dall'americano, spalle del canestro con Vildera, si prende un tiro con grandissima classe, 6-4. Miche Ruzier penetra, tira fuori equilibrio, canestro pazzesco di Michele. Qui 10-4 Trieste, Zampini fino in fondo, canestro, 4 punti anche per lui. Discrepanza forse di qualche decimo fra il cronometro dell'azione d'attacco e quello del tabellone luminoso del Palatrieste. Brooks si prende la tripla e l'uomo dei finali. Primo quarto, Trieste 19, Forlì 11. Ribalzo di Vildera, fuori per Michele che ha spazio e si prende il tiro e fa bene. 3-3. Fatica Forlì a trovare un pertugio, Zampini ci prova dalla lunga distanza. Gran tiro di Zampini, quintetto base di serata considerata l'assenza di Justin Reyes. Va Ruzier per Candussi. Ruzier a 9 secondi sul cronometro, vede Brooks, lo serve, ha spazio, prende il tiro, prende il canestro e sono 3 punti e Trieste torna sui più 10. Scarico per Brooks, in pitturato ci sarebbe Vildera, ma Brooks vuole andare fuori per Ruzier, ha un po' di spazio, prende il tiro, lo segna, ma certo che lo segna.
Miki Ruzier, playmaker, realizzatore, leader di questa squadra. Trieste 42, Forlì 32. Se la gioca lo stesso Vildera impitturato con Zampini, si gira, vede nell'angolo, Menalo può prendere un tiro comodo, 3 per Leo. Trieste ha un vantaggio di 18 punti, 63-45 in questo momento. Il blocco accennato di Magro, non lo sfrutta, si gira, va dall'altra parte da Radonic che prova il tiro dalla lunga distanza e lo mette. Una questione di contatti che in questo caso ci stanno nell'ambito della partita. 64-53, circolazione di palla per linee esterne, premiare Filloi che mette una tabellata che solo lui. Radonic vede Cinciarini, lo serve, scaglia il tiro senza paura e lo segna Cinciarini. Vildera 5 secondi, riceve da Ruzier, illumina con l'assist Michele, chiude il Barba, gli chiude la strada. Cinciarini va nell'angolo a Zampini, lo cavalca, ora che è caldo, tripla importante di Zampini e Forlì torna sotto quota 10 punti di svantaggio. Brooks a ricevere, Filloi non ci pensa un istante, la tripla che inizia a indirizzare decisamente il match e lo indirizza lui da Cordova, Ariel Filloi. L'iniziativa personale di Cinciarini, fade away diciamo così alla sua maniera. Pallone a terra di Pollone, onore delle armi, Trieste ha vinto, Trieste chiude la serie con un altro cappotto, 3-0 e va in finale promozione con il sogno di riconquistare la Serie A1. Ed ora le interviste in sala stampa. You know, I think I'll start with, it's just an incredible night for our organization. Partirò dicendo che è stata una notte incredibile per tutta la nostra organizzazione. And an incredible night for our fan base. E una grande nottata per i nostri tifosi. Don't think it's not lost on me the struggle that's been in this building for the last few years. E non pensate che io non mi renda conto dei problemi che sono stati in questo palazzetto, in questa arena negli ultimi anni. You know, part of the reason why we're all here is to create positive change in our community. E una delle ragioni per cui siamo tutti quanti qui è cercare di portare un cambiamento positivo nella nostra comunità. You know, it feels good to pull out a victory and see all the smiles and the energy back in the building. Veramente molto bello vedere la gente applaudire una vittoria e avere tanta energia positiva e felicità nel palazzetto. I felt like tonight was a real celebration with our fan base, with our team. Penso che stasera sia stata veramente una grande celebrazione con i nostri tifosi della nostra squadra. And it's just beautiful to see. Ed è veramente molto bello da vedere. First of all, to our ownership, Paul Matiasic and Richard DeMeo, who've traveled a long way to come here and be with us tonight. It's been really spectacular to spend this time with them and to have them come home to Trieste and see what they've invested in, what they've brought together. Prima di tutto a Paul e Richard che sono venuti qui, è stato bellissimo vederli arrivare qui, passare del tempo con loro, vedere insieme a loro quello che loro hanno costruito in questa città e con questa squadra. I nostri proprietari sono stati coinvolti ogni giorno da agosto. Sicuramente è difficile essere sull'altro lato dell'oceano, ma noi apprezziamo tantissimo quello che avete fatto. Non so quanti abbiamo avuto stasera, 5.744. Allora, ovviamente è stato bellissimo vedere la curva, il DJ, il drum squad, tutto il rosso, tutti i tifosi. Allora, ancora dico questo sempre, ancora non abbiamo fatto niente. Sicuramente è importante vincere, volevamo giocare in giugno e adesso possiamo giocare in giugno. Credito a Jamie, allo staff, ai giocatori che hanno vissuto un campionato così, con tanta emozione, ma erano sempre insieme. Credito a lui, lo staff e tutti lo staff che lavora qui. È tutto, buona serata a tutti, arrivederci.